Nell'ambito dell'iniziativa Libri in cortile, ieri ad Agrigento è stato presentato il libro di Michele Guardì, Il Polentone, alla presenza dello stesso Guardì e di una affollata platea che ha partecipato all'evento moderato da Roberto Bruccoleri e Beniamino Biondi. Piazza Santa Croce non a caso è il luogo scelto per la presentazione, così come non a caso è stata scelta la data, ovvero il 19 luglio, il giorno del disastro che colpì proprio quella zona nel 1966. La frana di Agrigento, che Michele Guardì ha ricordato rispondendo ad una nostra domanda. Questa sera in Piazza Santa Croce d'Agrigento si presenta il nuovo romanzo di Michele Guardì. Più che un romanzo è una commedia degli equivoci? No, è un racconto di una storia che io mi sono prefisso di mettere su carta perché mi affascinava l'idea di ribaltare la logica dei siciliani, che siamo i più furbi di tutti. Arriva un polentone e ci frega. E lo faccio anche perché i ragazzi, lo dico sempre, si mettono in testa, parlo dei siciliani, che non è che la furbizia è un fatto di regione, è un fatto personale. C'è chi è più furbo e c'è chi è meno furbo. E quando arriva anche un polentone, che poi l'hai detto anche in maniera così affettuosa, quando arriva anche un polentone, quando dice vabbè un polentone arriva, il polentone ci può fregare e ci ha fregato. Qual è il ritratto dell'Italia che viene fuori dal suo romanzo? Ma è il ritratto di una serie di persone, di personaggi che hanno delle identità abbastanza riconoscibili. C'è il furbissimo, il politicante maneggione, lo stupido e il simpaticone. C'è tanta gente che rappresenta le singole identità nazionali, che in Sicilia poi in qualche maniera sono identità ancora più forti. Ogni romanzo, ogni libro lancia un messaggio. Il suo quale messaggio lancia ai lettori? No, io non voglio lanciare messaggi, voglio lanciare osservazioni. E poi più che uno scrittore io mi considero un raccontatore. Mio nonno, il papà di mio papà, aveva la quinta elementare, quindi non è che fosse tutto questo uomo colto, però era uno che nel 1900 amava raccogliere nel cortile di casa, al lume di un lume a petrolio, i vicini, i parenti, e si inventava storie, raccontava. Tuttora si raccontano storie che ha inventato lui, come quello della Bianca Rossina, che era una bambina, una ragazza così bella, con le guance bianche, con il rosso, con i pomelli rossi, che abitava in un paese lontano, 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 ma si sapeva che c'era. Ed era talmente interessante e importante che tutti partivano per raggiungerla, e per raggiungerla bisognava consumare 7 paia di scarpe di ferro. Ecco, mio nonno amava inventare queste cose descrittive, ma anche che sollecitavano la fantasia, e io amo fare la stessa cosa. Presentare il suo libro in questo luogo, in questa piazza, cosa rappresenta per lei? Beh, rappresenta rientrare in questa città che è quella che mi ha dato un'identità professionale con il municipio, poi quando ho fatto per me l'avvocato, e quindi è un tornare alle radici, un tornare alle mie origini. La data di oggi ricorda un dramma per Agrigento, anche il luogo dove siamo. Sì, ricorda un dramma che poteva essere una tragedia e che spesso questi personaggi non vengono ricordati. Grazie a un coraggioso, eroico cittadino normale che quella mattina ha visto che un palazzo si muoveva, anziché fuggire rischiando di essere travolto, cominciò a premere i pulsanti e a dire scappate, scappate, scappate. Quell'uomo è l'eroe al quale andrebbero dedicate i luoghi dei quali parliamo. Poi quell'evento ovviamente cambiò la vita della città, si esagerò poi anche nell'applicare delle leggi troppo rigide, per sfuggire alle quali gli agrigentini poi commisero altri errori, perché poi noi siamo campioni nelle esagerazioni. Abbiamo esagerato nel vietare e abbiamo esagerato nel fare senza avere il diritto di fare. Un'ultima domanda, progetti futuri lavorativi? Ma ho appena finito il terzo libro che mi sta chiedendo l'editore, ma io non riesco a stare in vacanza in maniera totale, quindi ho proprio concluso il suo terzo libro, che penso uscirà tra marzo e maggio prossimo, e poi sto preparando
la nuova edizione dei Fatti Vostri, sto preparando il ritorno in teatro con la mia commedia su Tandoi, insomma non mi faccio mancare impegni.